in tradizione di ancora andremo a vedere cosa che sono i barè. I barè suonare sulla chitarra, cosa sei. Allora andremo a ciappare un accordo che è quello di Fa maggiore e proviamo a farlo appunto adoperando il barè. Dunque andremo a stuccare sulla quinta corda, terzo tasto e il do, poi il Fa sulla quarta corda, sempre il terzo tasto, poi il La sulla terza corda col dedo medio e poi con l'indase andremo a convergere tutte le corde, quindi sul primo tasto andremo a convergere tutte le corde. Naturalmente tutte le corde da suonare che si senta, quindi così. E la stessa forma la possiamo semplificare, dunque possiamo fare lo stesso accordo andando a ciappare con l'anulare e il Fa, dunque la tonica, sulla quarta corda, poi con il medio sulla terza corda andremo a ciappare là e poi sempre con l'indase andremo a fare un barè però semplificare, quindi convergendo solo 4 corde. È una forma assai più semplice ma assai usata, molto usata soprattutto nella musica moderna, e il stesso tipo di accordo si può trasferire su tutto il manico. Dunque se andiamo a ciappare il Sol potremo farlo sia col barè completo, quindi suonando tutte le corde così, ma anche andando a semplificare. E lo stesso là, e sì, per ciappare e andare a cercare le forme minori, e diciamo che si può fare la stessa roba andando sia suonando completo l'accordo, sia a semplificare e andando a cavare via il medio. Ecco, questi sono gli esempi appunto per rendere maggiori e minori gli accordi che si devono suonare, ma la roba importante è appunto questo dopo del barè che si molto utilizzato nella chitarra. Dunque se vi piace questa lezione, se mi piace iscrivetevi al canale se vuoi.